È giovedì 25 settembre, buongiorno Sicilia, benvenuti al solito appuntamento del mattino per cominciare con le notizie, con l'informazione, con la rassegna stampa, come sempre, su Antenna Sicilia. Oggi ci occuperemo, nella seconda parte della nostra trasmissione, di welfare, della nuova legge diciamo per gli anziani in Sicilia, poi presenteremo il nuovo libro di Franco Oppini, ma ci occuperemo anche di una storica farmacia. Andremo a Scicli, nel Ragusano, tutto questo chiaramente nel corso della nostra mattinata, che comincia con la cronaca, con i fatti della giornata e non solo. A Catania ieri c'è stato un duro colpo al clan Scalisi di Adrano, sono state arrestate 14 persone, in carcere è finito anche il boss che stava organizzando, pensate, una spedizione punitiva contro quelli che pensava fossero gli assassini del figlio 17enne. Vediamo il servizio. Pietro Lucifora aveva organizzato la vendetta nei confronti di chi pensava fosse coinvolto nella morte del figlio 17enne Nicolò, ucciso a coltellate durante una rissa la notte del 20 aprile a Francofonte, nel Siracusano, nonostante l'autore di quell'omicidio sia già in carcere. Così, per quell'agguato, i cui obiettivi non sono ancora stati individuati dagli inquirenti, è partito un comando da Chieti, utilizzando anche false divise da carabiniere e un furgone senza GPS, e con l'aiuto dello zio del boss Lucifora, Pietro Schilirò, e di alcuni familiari. La spedizione, organizzata per la fine di settembre, è stata bloccata. Un duro colpo allo storico clan Scalisi, radicato ad Adrano, con l'arresto di 14 persone, mentre 10 sono state già fermate la scorsa settimana. Le indagini della squadra mobile C'è stato un problema di carattere tecnico evidentemente sul servizio, comunque adesso andiamo a vedere come i giornali stamattina riportano, cominciando dal nostro sito Sicilia Web. Boss progettava la strage, lo vedete, per l'appunto per vendetta, fermato il clan ad Adrano, operazione della polizia, avete sentito, 14 gli arresti, il reggente voleva eliminare chi aveva ucciso il figlio di 17 anni. La stessa notizia, adesso andiamo a vederla sulle pagine dei giornali, con l'approfondimento, con le parole anche del procuratore di Catania. I boss comandano, dice per l'appunto il procuratore, con i cellulari urgente schermare le carceri, così vanifichiamo le indagini e processi che costano milioni. Lo stesso tema viene affrontato questa mattina anche da altri quotidiani, non è soltanto, diciamo, la pagina della Sicilia che riporta questo argomento. Vedete su Repubblica Palermo, a Catania il boss progettava la strage per vendicare la morte del figlio, così sulle pagine interne di Repubblica Palermo, che possiamo anche vedere, se siamo nelle condizioni, eccolo qui, come possiamo per l'appunto evidenziare. Blitz, 14 gli arresti, tra cui Pietro Giuseppe Lucifora, referente del clan Scalisi, aveva in mente, leggiamo ancora, di punire chi gli aveva ucciso Nicolò, il figlio 17enne. Allora, per questo primo tema ci fermiamo qui, ma intanto c'è un'ultima ora e adesso vi aggiorniamo, perché c'è stato l'arresto di un latitante a Lentini, è accusato di rapine contro gli anziani e doveva, pensate, scontare 10 anni di carcere. Nel suo covo, che era collegato ad un appartamento, è stato ritrovato anche un arsenale. Si nascondeva in un covo appositamente creato collegato ad un appartamento di un suo familiare. A Lentini è arrestato un 35enne condannato a quasi 10 anni di carcere, latitante da circa un anno. A suo carico rapine perpetrate ai danni di anziani. L'uomo, dopo aver fatto irruzione all'interno delle loro abitazioni, faceva razzia di denaro e valori. All'interno del nascondiglio gli agenti hanno scoperto apparecchiature informatiche che servivano, oltre a difendersi da visite non gradite da parte delle forze dell'ordine, sistemi di videosorveglianza, interfono per comunicare tra appartamenti diversi senza essere intercettato, anche ad allietare la sua latitanza, smart TV e console videogiochi.
Gli investigatori hanno inoltre rinvenuto un vero e proprio arsenale occultato in una finta parete. 2 Kalashnikov, 6 caricatori, 2 pistole semiautomatiche, una revolver, una pistola d'aria compressa, un fucile a pompa calibro e una Magnum con cartucce di vario calibro. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati ad acclarare se intorno all'uomo ci fosse una rete di fiancheggiatori che gli abbiano assicurato una latitanza tranquilla fino ad oggi e come si sia procurato e a cosa potesse servire un tale quantitativo di armi sequestrate. Adesso voltiamo pagina, ci occupiamo del ponte sullo Stretto perché la Corte dei Conti ieri ha in qualche modo tirato il freno. Secondo infatti la magistratura contabile mancano motivazioni e valutazioni su alcuni snodi cruciali. Vediamo quale, sentiamo il servizio. La Corte dei Conti tira il freno a mano nella corsa al ponte sullo Stretto. Sono arrivati infatti diversi rilievi sulla delibera del CIPES da parte dei giudici contabili che hanno chiesto chiarimenti su più fronti alla Presidenza del Consiglio, che avrà adesso 20 giorni di tempo per fornirli. In particolare per la magistratura contabile la delibera del CIPES si appalesa più come una ricognizione delle attività intestate ai diversi attori istituzionali del procedimento che come una ponderazione delle risultanze di dette attività sotto il profilo sia fattuale che giuridico. Tra gli aspetti procedurali, i magistrati sottolineano come, viste le modalità con cui sono stati trasmessi i documenti, ovvero con link che rimandano al sito della Stretto di Messina, si chiede la formale acquisizione degli stessi atti del MIT e del CIPES. Le reazioni sono state immediate. Il PD, attraverso il capogruppo alla Camera Anthony Barbagallo, parla di una sonora bocciatura che mette in discussione l'impianto stesso del progetto. Invitano Salvini e il governo a smetterla con gli annunci propagandistici. La D della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha voluto evidenziare che l'ufficio di controllo della Corte non ha espresso alcuna bocciatura, giudizio di inadeguatezza né richieste di integrazione del progetto definitivo. Stretto di Messina, di concerto con le istituzioni interessate, ha detto è pronta a fornire tutti gli elementi utili per consentire alla Corte di completare l'istruttoria finalizzata alla registrazione della delibera CIPES, nella consapevolezza di aver operato nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa italiana ed europea. Nessun commento dalla Corte dei Conti. Si tratta di una fase interlocutoria e non pubblica, spiegano fonti della magistratura contabile. Il ponte sullo Stretto non è in discussione, gli uffici competenti sono già al lavoro, ha precisato invece in una nota il Ministero delle Infrastrutture. Allora, vediamo come viene trattato questa mattina il tema del ponte. Cominciamo con la Sicilia. Eccolo qui il titolo: perplessità della Corte dei Conti sul CIPES, sonora bocciatura fisiologica e interlocuzione. Queste sono, diciamo, le due facce della medaglia. Poi intanto il tema viene ripreso anche dai quotidiani nazionali. Siamo ad esempio sulla Stampa di Torino, come potete leggere, vediamo insieme: il ponte sospeso, la Corte dei Conti frena sull'appalto del collegamento tra Sicilia e Calabria, i magistrati al governo entro 20 giorni chiarire costi e norme ambientali, il PD Salvini spieghi alle Camere. Questo è quello che scrive la Stampa, ma anche Repubblica. Siamo sulle pagine nazionali, attenzione. Ponte, stop dalla Corte dei Conti, rilievi sui costi e sui vincoli ambientali, il governo ha 20 giorni per rispondere, slittano dunque i cantieri, così scrive anche la Repubblica, ma intanto vedete c'è anche il Giornale. Ponte, appalto bloccato, servono chiarimenti, Corte dei Conti, documenti carenti, occorrono più informazioni, il Ministero normale, interlocuzione. Queste sono, diciamo, le posizioni. E adesso voltiamo pagina, cambiamo argomento, parliamo di finanze della Regione. Ieri Schifani in conferenza stampa ha annunciato l'azzeramento del disavanzo da parte proprio della nostra Regione. La Sicilia libera oltre 2 miliardi per gli investimenti. Il servizio. Dopo almeno 10 anni consecutivi di deficit di bilancio con punte negative per oltre 7 miliardi di euro, la regione siciliana chiuderà quest'anno con un avanzo di 2,15 miliardi di euro. Un dato positivo che il presidente della regione, Renato Schifani, ha annunciato in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans. Coraggiano dati senza precedenti che ci consentono di azzerare totalmente il disavanzo di 800 milioni, avere una maggiore disponibilità di 2 miliardi e 200 milioni che utilizzeremo per investimenti.
Il percorso di crescita della Sicilia che abbiamo avviato trova conferma oggettiva in queste nuove maggiori entrate. Il dato emerge dal rendiconto generale 2024 approvato dalla Giunta. Il documento contabile evidenzia un recupero di oltre 3 miliardi di euro nell'ultimo esercizio, che ha permesso non solo di azzerare il disavanzo del precedente esercizio 2023, pari a poco più di 900 milioni di euro, ma anche di realizzare un avanzo superiore ai 2 miliardi. Ma noi in questi 2 anni non siamo mai andati a Roma col cappello in mano, anche perché non c'è stato bisogno e anche perché non abbiamo trovato l'esigenza con un governo che guarda con rispetto i nostri sforzi. Oggi credo che i siciliani possano essere un po' più sereni per il loro futuro. La Regione adesso potrà contare su spazi finanziari più elevati da utilizzare già nella prossima legge di stabilità, anche attraverso la fiscalità di vantaggio. Allora, vediamo adesso il tema sui quotidiani. Regione ha azzerato il deficit, oltre 2 miliardi di avanzo, ora manovra espansiva. Un buon giorno, gioco di squadra iniziato nel 2022, ora gli investimenti. Ma quali sono i numeri? Vediamo di attenzionarli, eccoli qui, li leggiamo insieme. 7 miliardi, record di disavanzo dal 2015, 4 miliardi di disavanzo ereditato nel 2022, 3 miliardi di attivo nel 2025, 2,15 miliardi avanzo di amministrazione del 2025. Questi i numeri per l'appunto per quanto riguarda le finanze della Regione. Adesso però voltiamo pagina, nel senso che ci occupiamo anche di sport. Ieri si è giocato un turno infrasettimanale in Lega Pro, era in programma il derby del provinciale tra il Trapani ed il Catania, il primo della stagione, un derby finito in parità, ma in casa Catania c'è un po' di delusione, soprattutto per come era andato il primo tempo, con tantissime occasioni mancate. Alla fine però il Catania, che era andato sotto in avvio di ripresa, è riuscito a riacciuffare il match. Il racconto nel servizio di Marco Carli. Un punto ciascuno non fa male a nessuno, anche se alla luce del primo tempo è il Catania che esce con più rammarico dal provinciale. Finisce 1-1 fra Trapani e i rossazzurri. Toscano fresco di rinnovo è in tribuna per squalifica. In campo 2 cambi rispetto all'ultima, Corbari in mezzo e Lunetta dal primo minuto dietro forte al posto di Jimenez. Dopo un avvio in cui il Trapani impensierisce le retroguardie etnea, soprattutto con Canotto, è il Catania a prendere in mano l'incontro costruendo un gran numero di occasioni. Cicerelli impegna Galeotti su punizione. Casasola, brillantissimo sulla destra, serve forte che non arriva per un soffio sul cross. La stessa coppia ha un altro spunto qualche minuto dopo. Questa volta Forte riesce a concludere, ma trova una deviazione e la parata del portiere. Sul finale di tempo Lunetta si presenta in area, serve indietro, arriva Corbari che manda al lato di un soffio. Come aveva dominato sulla destra nei primi 45 minuti, il Catania soffre sul suo out di sinistra in avvio di ripresa. È il Trapani adesso a fare la partita. Fischnaller serve Grandolfo in mezzo che inciampa e cade e non riesce ad andare alla conclusione da posizione favorevole. Sempre dalla destra spiove il cross su punizione di Benedetti, su cui Fischnaller incorna per l'1-0 dei Granata. Il Catania accusa il colpo e rischia di subire il raddoppio. Ancora Fischnaller, il migliore dei suoi, non arriva per un soffio sul tiro cross di Canotto. Michele Napoli a quel punto richiama Celli, non prima che l'esterno arrivi alla conclusione ben parata da Galeotti. Entra Donnarumma, che è subito protagonista. Dal suo cross di sinistro nasce l'occasione per Lunetta, che è bravissimo a controllare e a battere di destro il portiere Granata. 1-1. Il Catania ha il tempo di non concretizzare una nuova occasione con Forte, che questa volta conclude fuori dopo l'assist di Lunetta. Entra anche Stoppa, che va a contatto con Salines in area di rigore. Napoli spende la card, ma al video support l'arbitro conferma la sua decisione iniziale. Niente penalty, si resta sull'1-1, un bel derby ricco di emozioni. Il Catania ha dimostrato dopo 2 partite giocate male di poter tornare a recitare da protagonista, soprattutto se riuscirà a recuperare la svelta agli infortunati. Caturano sarà fra i disponibili a Cerignola. Il Trapani resta imbattuto, senza la penalizzazione sarebbe a quota 12 e si conferma fra le squadre top del girone. Allora, vediamo dalle pagine dello sport della Sicilia di Catania proprio il derby. Catania avanti piano, il solito Lunetta riacciuffa il Trapani
il confronto siciliano apertissimo fino alla fine. Fischnaller lancia i granata, l'attaccante etneo firma il quarto gol. Il primo tempo, come avete sentito, in marca tutta rossa-azzurra, ma Forte e Corbari non hanno capitalizzato. Nella ripresa Canotto sull'1-0 sfiora anche il bis, dunque un Catania che in qualche modo ritrova le sue certezze nonostante ancora le tante assenze. Parliamo anche di Siracusa perché la formazione di Turati ieri ha centrato la prima vittoria in campionato, ha battuto in rimonta il Potenza, è successo tutto comunque nel secondo tempo. Vediamo. Va sotto, soffre, poi rimonta e finalmente può sorridere. Dopo 5 sconfitte consecutive il Siracusa getta il cuore oltre l'ostacolo e conquista i suoi primi 3 punti stagionali, piegando in rimonta un Potenza che aveva interpretato bene la gara e aveva trovato anche il vantaggio nella ripresa prima di subire la reazione dei Leoni Azzurri. La prima vera occasione del match arriva al 18° con Valente che controlla bene con il tacco e calcia di sinistro senza inquadrare la porta. 2 minuti dopo è lo stesso Valente a crossare per Guadagni che di testa manda al lato. Nel finale di tempo ci provano Capanni, parata di Alastra e dall'altra parte Petrungaro, tiro deviato in angolo dopo una bella percussione centrale. La ripresa si apre con Capanni che ben servito in profondità manda a spasso la difesa lucana e va con il destro centrando in pieno il palo. Ma alla prima vera occasione, sugli sviluppi di un'azione di rimessa, a passare sono gli ospiti. Selleri fugge sulla destra e serve Dauria che tutto solo in area supera Farroni. Il Siracusa accusa il colpo e rischia di subire il gol del raddoppio, ma Farroni salva con 2 grandi interventi, prima su Selleri e poi su Petrungaro. E al 66°, nel momento forse più difficile, arriva il pareggio azzurro. Tiro cross di Valente dalla sinistra e clamorosa indecisione di Alastra che regala il gol della speranza agli azzurri. Il Siracusa ci crede ed è ancora Valente dopo 3 minuti a mettere in mezzo per Puzzone che svetta di testa e firma il 2-1 per la gioia degli oltre 3.000 del De Simone. Il Potenza prova ad attaccare a testa bassa, tentando il tutto per tutto, ma a parte una conclusione alta di Mazzeo, non crea più nulla. Vittoria che rappresenta una vera boccata d'ossigeno per il Siracusa, che ritrova il morale e la convinzione di poter ripartire e risalire la classifica. Turati può dunque sorridere, i suoi leoni hanno finalmente mostrato quella determinazione e la cattiveria agonistica che proprio il tecnico aveva invocato alla vigilia. Adesso testa al Cosenza, che domenica, sempre in casa al De Simone, rappresenta il prossimo scoglio da superare. Vediamo allora il racconto della partita del Siracusa, la gioia azzurra, scrive la Sicilia. Siracusa prima vittoria, i gol di Valente e Puzzone affondano il Potenza, gli aretusei non superavano i lucani in casa da oltre 40 anni, il palo di Capanni in avvio di ripresa. Questo dunque in casa Siracusa con i primi 3 punti della stagione. Adesso invece andiamo a vedere il resto della rassegna stampa siciliana, cominciando per l'appunto dal nostro sito Sicilia Web, come vedete in prima pagina. L'abbiamo già visto prima, boss progettava strage per vendetta, è stato fermato il clan ad Adrano. Poi altre notizie, acido nella bottiglia d'acqua della compagna di classe, leggiamo qualche cosina in più, una sostanza disincrostante, probabilmente acido muriatico, una bottiglietta dell'acqua. Questo è uno scherzo di cattivo gusto che un quindicenne ha fatto ad una compagna di classe in un liceo proprio di Avola. L'avrebbe definita una bravata, per fortuna della giovane, finita soltanto con uno spavento. E ancora, sempre sulla Sicilia Web, sequestro da 13 milioni all'imprenditore catanese legato al clan, si muoveva in Emilia, tra i beni 56 immobili e 9 auto. Tutto questo è successo comunque a Bologna, l'operazione proprio della Guardia di Finanza di Bologna con il supporto dei colleghi di Catania. Adesso invece le altre notizie, soprattutto le altre prime pagine dei quotidiani regionali, vediamoli insieme. Dunque cominciamo proprio dalle prime. Siamo su Repubblica, l'edizione di Palermo, eccolo qui il titolo di apertura: piano sanitario. Sindaci in rivolta, troppi tagli e scelte clientelari, documento di protesta trasversale della conferenza dei primi cittadini del Palermitano, da Gela alle Modonie scatta la mobilitazione, penalizzata la parte occidentale dell'isola. E poi ancora leggiamo reddito di povertà, i numeri di un flop in 100.000 senza sussidio. La carica delle neturbine, assunte 75 giovani donne per la pulizia
delle strade. E poi torniamo ad occuparci di un fatto di cui abbiamo parlato anche ai nostri telegiornali ieri, le scuse di Natoli ai familiari di Borsellino. Ero disperato. E poi vedete questa foto notizia, leggiamola insieme. Claudia Cardinale e la Sicilia, la diva che parlava in dialetto, è morta, come ricorderete, proprio martedì a 87 anni. Questa è la prima pagina di Repubblica Palermo, vediamo la Gazzetta del Sud. L'apertura ovviamente è dedicata al ponte, non potrebbe essere diversamente. La Corte dei Conti frena e chiede chiarimenti al governo. La nota trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che dovrà rispondere entro 20 giorni a una serie di interrogativi in merito alle procedure e al quadro economico. Il Ministero dei Trasporti e lo Stretto di Messina intanto dicono esattamente queste parole: nessuna bocciatura fisiologica, interlocuzione. Questo è diciamo quanto dicono in risposta a questo provvedimento, queste osservazioni della Corte dei Conti. Poi Schifani alla Regione non ha più debiti, incassa oltre 2 miliardi e ancora invece andiamo a Barcellona, siamo in provincia di Messina. Bonina, l'imprenditore, assolto definitivamente. La Suprema Corte conferma non vi fu alcuna estorsione nei confronti dei 22 dipendenti. E ancora altre prime pagine, andiamo a vedere la prima pagina del giornale di Sicilia, poi alcuni approfondimenti dalle pagine interne, vedremo Regione, debiti a Dio e casse piene, con imposte e tributi il bilancio torna in attivo, oltre 2 miliardi disponibili nella prossima finanziaria. E anche qui si parla del ponte, dubbi della Corte dei Conti, Ministero Ciucci, daremo tutte le spiegazioni. Parole di cui mi dispiace, arrivano le scuse di Natoli alla famiglia Borsellino. Ancora la notizia dei funerali di cui siamo occupati ieri di Gaio, il magazziniere di una farmacia di Palermo, il figlio di Gangemi. Chiediamo scusa a tutti, i familiari dell'assassino rilanciano la tesi dei problemi mentali. Questi dunque le prime pagine. Approfondiamo qualche altra notizia dalle pagine interne, soprattutto da Repubblica, con la vicenda della riorganizzazione della rete ospedaliera in Sicilia. Troppi tagli sul territorio, la rivolta dei sindaci contro la rete ospedaliera, duro documento della conferenza dei primi cittadini del Palermitano. Da Gela alle Madonie è scattata la mobilitazione, favorita la Sicilia orientale, così si scrive a proposito della vicenda della riforma della sanità. Vediamo dalle pagine interne, sempre da Repubblica Palermo, gli insulti ai Borsellino. Natoli chiede scusa, sconvolto per le accuse, una lettera aperta nell'ex magistrato dopo le accuse di Manfredi, ma bacchetta i figli del giudice per le parole dell'avvocato Trizzino. Andiamo a leggere sempre dalle pagine interne e chiudiamo qui la nostra rassegna con gli approfondimenti di carattere regionali con, vedete qui, la Gazzetta del Sud a proposito di quanto avvenuto alla Regione. A zero il disavanzo, 2 miliardi in più da spendere. Per Schifani si va verso una finanziaria 2026 più espansiva, aumentano tutte le entrate, 1 miliardo 123 milioni IRPEF, 466 milioni di IRES, 387 di IVA, 116 di bollo. Questo dunque per quanto riguarda la rassegna stampa regionale. Fra poco leggeremo e andremo a vedere quali sono i temi principali sui quotidiani nazionali, ma intanto il nostro sguardo adesso arriva non solo sulla città di Catania, ma anche vedremo altre cartoline, diciamo così, dalla nostra Sicilia. Cominciamo dal traffico di Catania, da via Vincenzo Giuffrida. Stamattina la situazione sembra leggermente migliorata rispetto agli altri giorni, c'è meno traffico sia in entrata che in uscita, comunque è sempre abbastanza sostenuto, sostenuta la presenza di automobili che a tratti comunque vedete affollano la via. Anche sulla circonvallazione di Catania stamattina le auto sì sono rallentate, ma sembrano andare ad un passo lento, ma si cammina, o quantomeno non ci sono i blocchi, non ci sono, diciamo, le fermate, quasi, perché vediamo che adesso un po' di auto incolonnate ci sono, quindi il traffico dell'ora di punta. L'Etna avvolta dalle nuvole, ma spicca per l'appunto la sommità del vulcano.
cielo terzo proprio sui crateri centrali, la bella immagine, la bella cartolina del vulcano. Dall'Etna andiamo a Taormina, siamo sul golfo di Taormina, dove però non riusciamo ad ammirare bene l'Etna perché c'è un po' di nuvolo in più da questa parte, però le immagini ci riportano per l'appunto al golfo di Taormina. Ci dobbiamo fermare, c'è la prima sosta di questa mattina, fra poco torniamo insieme e leggeremo i quotidiani nazionali con i fatti non solo del nostro paese ma quelli anche a carattere internazionale. Rieccoci insieme, buongiorno Sicilia, è il momento della rassegna stampa con i quotidiani nazionali e cominciamo questa mattina dal Corriere della Sera. Il tema, uno dei temi principali e centrali è certamente l'attacco alla flottiglia, lite tra i partiti, bombe sonore e urticanti contro gli attivisti. Poi invece per quanto riguarda l'ONU, l'intervento di Zelensky, Putin vuole allargare la guerra, la von der Leyen dice abbattere i MiG, opzione sul tavolo. Intanto Crosetto per cercare di dare protezione a questa spedizione umanitaria invia una nave, Meloni missione irresponsabile. Ci sono poi le accuse della Schlein, cioè il segretario del Partito Democratico, al governo. Ma intanto, come vedete, lo scenario, lo scacchiere internazionale è piuttosto complesso. Tajani parla di mediazione con Israele sugli aiuti e il ruolo anche della CEI e le riserve. Questa è una opzione, le riserve di Mosca per finanziare Kiev, questo è il piano del G7. Per quanto riguarda invece i fatti che arrivano d'oltreoceano, a Dallas un cecchino ha sparato al centro antimigranti, ci sono 2 morti. Poi le notizie che arrivano dall'Italia. La fotonotizia, e la vediamo subito in primissimo piano, eccola qui. Era sparita l'11 settembre la confessione di Emanuele Ragnedda, Cinzia assassinata da un produttore di vini di lusso. Parliamo dell'ennesimo femminicidio. Poi la grazia, anzi l'intervento, gli atti firmati da Mattarella sono 4, c'è il figlio che uccise il padre violento, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato anche con il parere favorevole del Ministro della Giustizia 4 decreti di grazia parziale, ovvero sconti di pena su condanne in esecuzione. A beneficiare della clemenza c'è anche il figlio che nel 2021 uccise il padre per difendere la madre, la guardia giurata che nel 2017 spara ad un rapinatore in fuga, uccidendolo. Poi ci sono le vicende che riguardano le prossime elezioni, le regionali in Campania, la tarantella del centrodestra, dal ministro al rettore la rosa dei 15 candidati del centrodestra per la presidenza della regione Campania, tanti come in una cartella del bingo. Questo è quello che scrive il Corriere stamattina. Leggiamo anche La Stampa di Torino. L'apertura inevitabile, lo avevamo evidenziato, ancora sulla flottiglia, piano di Meloni alla Chiesa, attacco alle barche, Crosetto invia una fregata, poi le trattative per consegnare gli aiuti a Cipro, mentre per quanto riguarda la guerra in Ucraina, Zelensky, Putin, un pericolo globale, ma Donald e lo zar non hanno rotto. Queste sono le riflessioni che appaiono sulla prima pagina della Stampa, che ha, vedete, così come il Corriere, la foto notizia del femminicidio, uccisa e sepolta dalla re del vino, il cadavere di Cinzia Pinna trovato in una vigna della Gallura, confessa il produttore. Le vicende che riguardano il ponte, di cui già ci siamo occupati, troppe omissioni, la Corte dei Conti sospende il ponte di Salvini. Lasciamo La Stampa, adesso vediamo e leggiamo la prima pagina di Repubblica. Il tema è ancora quello, Meloni attacca la flottiglia, nuovo blitz dei droni sulla missione umanitaria, gli attivisti chiedono una scorta, Crosetta invia una fregata, la Premier c'è un piano alternativo per gli aiuti, responsabile usare Gaza per colpire il governo e intanto il Partito Democratico insorge. Vedete sempre dalla prima pagina il parricida e gli altri 3 graziati da Mattarella e la giovane sarda trovata morta, confessato l'imprenditore dei vini. Poi ancora Claudia Cardinale, il potere magico di diventare eterni, il ricordo della grandissima attrice. Da
Repubblica, adesso leggiamo anche la prima pagina di Avvenire, il titolo scelto dal quotidiano dei vescovi italiani: fermare la violenza, l'appello dei vescovi per Gaza, inutile strage, esilio forzato del popolo palestinese, le barche di flottiglia attaccate dai droni, il governo manda in soccorso una fregata. Intanto all'Assemblea ONU c'è il grido di Zelensky: ora il mondo non deve stare in silenzio, sosteneteci. Questo è l'altro fronte dove si continua a combattere. E poi vedete si parla di welfare, sempre più poveri per l'Italia e i ricchi lo saranno di più, crescono le diseguaglianze. Questo il titolo di Avvenire sulla sua prima. Leggiamo anche il Messaggero, il tema centrale, l'apertura anche in questo caso è assolutamente dedicato alla flottiglia. Meloni e l'attacco alla flottiglia, usano Gaza contro di noi. Poi aiuti agli anziani, Italia è divisa. Torna il tema, ci occuperemo fra le altre cose in mattinata proprio di cosa si può fare per gli anziani. C'è una legge che potrebbe essere recepita dalla Regione, l'Istat, forti divari nei fondi dei comuni. Al sud 40 euro a persona, nel nord-est 174, sono penalizzate le aree interne del centro, meno 34 rispetto alle città. Nasce il Dipartimento per il Mezzogiorno, gestirà i fondi dell'Unione Europea. Ma intanto Agnelli, i PM dicono 13 quadri sono spariti, esportati illegalmente, indagine sul trasferimento illecito delle opere. Nel cavù degli Elkan trovate solo 3 copie. Poi c'è un riferimento al calcio internazionale, alla Europa League, Pellegrini trascinatore, la Roma sbanca Nizza e quindi è un successo per i giallorossi. Quotidiano economico, Sole 24 Ore in prima pagina, questo è il titolo di apertura: edilizia privata, pronta la riforma, sanatoria per abusi precedenti al 1967. Cerchiamo di approfondire qualcosina. È stata definita la bozza del disegno di legge delega. Cosa cambia dai titoli alla rigenerazione? Sarà possibile sanare facilmente le irregolarità anteriori al 1 settembre del 1967. Potrebbe diventare più semplice sanare gli abusi edilizi commessi prima del 67, 1 settembre del 67. La sanatoria è una delle novità che è contenuta nella bozza della DDL delega per la riforma del testo unico dell'edilizia, in definizione al Ministero delle Infrastrutture. Una procedura è stata preceduta da una consultazione pubblica anticipata a grandi linee a giugno. La riforma riordina i titoli edilizi semplificando i regimi amministrativi. Chiaramente cercheremo poi di capire nei dettagli cosa succederà. La flottiglia attaccata, Italia e Spagna inviano 2 navi, Tajani mediare con Israele, poi la Meloni, rischio gratuito e da irresponsabili. Le sigle sindacali USB e CGIL pronte allo sciopero. Questo sul Sole 24 Ore. Adesso approfondiamo alcuni di questi temi che abbiamo visto finora. Intanto è inevitabile quello dell'attacco, gli attacchi alla flottiglia. Roma manda una fregata, le proteste dell'opposizione alla Camera. Israele dietro le imbarcazioni, c'è Hamas. Questa è la posizione di Israele. Cosa dice la Meloni? La leggiamo: dai responsabili quella missione a Gaza e scoppia la lite con la Schlein. La premier a New York torna a parlare di odio. C'è chi mi chiama assassina, qualcuno che ha le rotelle fuori posto potrebbe risolvere il problema. E poi lo stesso tema affrontato anche da Repubblica: la flottiglia sabotata con i droni, colpite le barche italiane, Crosetto invia una fregata. Il Ministero della Difesa: tuteliamo i connazionali, è lo stesso meccanismo che utilizziamo per i nostri pescherecci in Libia. Anche il premier spagnolo Sanchez manda in soccorso un pattugliatore. Ma intanto cosa dicono le opposizioni? L'opposizione insorge, la premier fugge e aiuta ancora Israele. I deputati di AVS, PD e Movimento 5 Stelle occupano l'aula di Montecitorio dopo l'attacco nel Mediterraneo. Oggi ci sarà l'informativa di Crosetto, ma intanto vedete licei occupati e nuovi scioperi, dilaga la protesta nel paese. Vedete anche La Stampa ha un titolo molto simile: assalto alla flottiglia, colpite 11 navi con droni, bombe sonore e urticanti. L'Italia invia una fregata con compiti di soccorso. Sanchez: anche noi lo faremo, l'ONU serve un'inchiesta. Così anche il Giornale sullo stesso tema.
ma parla di lastrigliata di Meloni, i responsabili sfidano il governo e non aiutano Gaza. La Premier smaschera missioni e cortei su Putin, l'escalation lo vuole solo lui. E poi due notizie che riguardano la cronaca, quella che ci riporta in Italia, vedete, eccolo qui. Intanto ho ucciso Cinzia, lì c'è il corpo in cella, il produttore di vini di lusso ad Olbia, le macchie di sangue sul suo divano, aveva tentato di nascondere il cadavere. C'è un altro indagato, è un giardiniere di 26 anni, l'accusa per lui è di occultamento di cadavere. La vicenda la ricordiamo brevemente. Ammazzato a colpi di pistola, l'imprenditore del vino Emanuele Ragneda ha confessato di aver ucciso a colpi di pistola Cinzia Pinna, è interrogato in caserma e crollato dopo 4 ore di confronto con i PM. Il cadavere si trovava in un terreno, la scomparsa e poi le ricerche sull'auto dell'assassino. Le indagini hanno appurato che quella notte Pinna è stata a bordo di un'auto prima di sparire. Secondo gli inquirenti era il veicolo dell'imprenditore di Arzachena. Questo è la vicenda, diciamo, dell'ennesimo femminicidio, ma intanto, vedete, Mattarella ha graziato il ragazzo che ammazzò il padre e l'uomo che sparò al ladro. Il provvedimento di clemenza concesso anche a 2 donne. Lo stesso titolo lo ritroviamo anche su Repubblica. Uccise il padre violento, graziato, Mattarella firma 4 decreti, gli atti di clemenza nei confronti di 2 uomini condannati per omicidio e 2 donne per estorsione, favorevole anche il Guardasigilli. Direi che ci possiamo fermare, almeno per quanto riguarda la rassegna stampa nazionale qui. Fra poco saremo di nuovo insieme, i primi ospiti della mattinata a Buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia. Allora do il benvenuto e bentornato in qualche modo in questi studi, perché qualche tempo fa ha anche partecipato ad un nostro faccia a faccia con Roberta Lunghi a Franco Oppini. Buongiorno Franco. Buongiorno a te, buongiorno a voi, grazie di avermi invitato. Grazie a te per essere con noi, grazie anche a Baldo Alberti, grazie, buongiorno, ti ritroviamo. Buongiorno a voi, allora, grazie. Insieme c'è un motivo, no? Se stiamo insieme ci sarà un perché. Beh, a parte il fatto che è mio cognato, no, proprio voleva arrivare a questo, che è già un dramma, però lui ha organizzato questa mia venuta, discesa in Sicilia, terra che amo tantissimo, al punto che ho sposato una siciliana, quindi ormai mi dichiaro nordico pentito. Nordico pentito sogno. Esattamente. Ecco. Allora ha organizzato questa mia discesa in Sicilia per presentare qui questo libro. Adesso lo vediamo, abbiamo anche una slide che possiamo mostrare ai nostri amici da casa, così la vediamo a tutto schermo. Però, che il 27 presenterò alla Feltrinelli qui a Catania. Allora, questo libro, eccolo. Chiedile chi erano i gatti di Vicolo Miracoli. Allora, sta parafrasando chiaramente. Certo, quella degli stadio, chiedile chi erano i Beatles. Infatti, se notate, in copertina c'è una foto molto presuntuosa. La foto è simile, no? Di noi che attraversiamo le strisce pedonali tipo i Beatles in Abbey Road. Oh, allora, a proposito, ma chiedile a chi? Cosa dice la canzone? Chiedere a una ragazza di 15 anni. Quindi dobbiamo sempre fare riferimento a quel testo. Perché devi sapere che un giorno ero a Roma, entro nel raccordo anulare, entro in un bar di un autogrill e chiedo un caffè. Il barman, giovanissimo, aveva avuto 22-23 anni, mi guarda e con fare tipicamente romano mi fa AOP, perché li tagliano i nomi, no? AOP, oh, quanto mi hai fatto ridere te, l'amici tua, Boldi, De Sica, Abatantuono, Jerry Calà. Dico, beh, con Jerry Calà eravamo i gatti di Vicolo Miracoli. Lui mi guarda e mi fa, i gatti di che? Quindi non sapeva chi erano i gatti. Allora, ma i gatti chi erano? Ti potrei dire cosa ha detto di noi un famoso giornalista. Se vuoi, guarda, ti dico 2 righe, proprio una riga. Sì, eccola qui, no? eccola qui. Aspetta che arrivo, eccolo qui. Allora, ma non li ho inventati io.
si sono inventati da soli, assorbendo come spugne quella nebbia fitta di Milano all'uscita del derby, piena di facce e personaggi che non sto qui a descrivere, che finirei per immalinconirmi. Quei 4 ragazzi erano così veloci, unici, geniali nei loro sketch, che sono diventati nella mia memoria 4 mosche bianche che ogni tanto sbattono qui e là per ricordarmi che sono ancora qui come allora. Maurizio Costanzo. Appena, voglio dire. Appena. Basta lui. Allora, ascoltami Franco, ma questo libro che racconti tu, Sì, perché sì. sei tu che racconti in Sì, questo è libro. un'intervista semiscema, non semiseria, con Paolo Silvestrini, mio coautore. Infatti sono dentro anche le interviste degli altri 3, oltre che mia moglie, oltre che mio figlio, oltre che la mia ex moglie, oltre che Diego Batantuono, cioè è un'intervista comune. Racconta come sono nati e cosa è successo dei Gatti di Vicolo Miracoli. Questo libro è edito da Jacobelli. Sì. In qualche modo racconta tutta la vostra storia, vista però dall'interno, cioè Certo. vista da chi l'ha vissuta, da chi ha poi fatto materialmente queste cose. Poi Sì. vado da Baldo per chiedere... Poi tra l'altro scusa, perché io racconto la mia verità sulla nascita, cioè, gli altri hanno degli ricordi un po' diversi, tipo Rashomon, che ognuno aveva la sua tesi e la sua versione, però siccome l'ho scritto io per primo, questo è la verità. Vale questo. Vale questo. Oh. Ah no, a proposito di vale questo, ma c'è un ricordo particolare che ci vuoi dire? Poi magari ci dici com'è che siete nati, perché siete nati. Ma guarda, ricordi particolari ce ne sono tantissimi, perché per dirti Diego Batantuono, che veniva con noi i primi tempi, perché era il nostro datore luci, avevamo un riflettore che lui non montava perché doveva salire troppo in alto, quindi montavo io perché avevo le vertigini, ma era ed è rimasto un fratello proprio. Lui una notte c'era la nebbia, dormiva, io mi ero stufato di guidare, mi ero annoiato vicino a Milano, la nebbia, l'ho mollato in autostrada dicendo la tua casa eravamo in un autogrill, e lui è partito nell'autogrill, non si vedeva nulla, ma dov'è mia casa? È là, dico vai, sei arrivato a casa, ma dov'è? Dico dai, vieni dentro, va, che non è casa tua questa. Stava andando chissà dove nell'autogrill, pieno di nebbia, non si vedeva nulla. Baldo, con te vorrei, insomma, c'è questo legame familiare, ma c'è una doppia veste la tua, quella di manager, di professionista, che però prepara un tour per presentare un libro. Con quale spirito, con quale stato d'animo fai questo tipo di lavoro? Perché capisco, insomma, la famiglia è sempre famiglia, no? Quindi c'è magari forse un'attenzione particolare. Sì, me ne fa vedere tutti i colori. Vabbè, questo ci mancherebbe, ma in famiglia si può fare. Ma appunto. No, vabbè, lo spirito è quello del divertimento. Quindi diciamo che attraverso questo evento, quindi importante, di questo libro, dove Franco racconta un po' tutte le vicissitudini dei Gatti, e non solo, c'è un'energia particolare che ti rende attivo per poter proporre e dire alla gente, far capire alla gente chi erano veramente i Gatti di Vicolo Miracoli attraverso l'evento della Feltrinelli. Allora, guarda, siccome abbiamo dei contributi, piccoli contributi, ne facciamo vedere uno. Ma molto volentieri. Per vedere, ma chi erano? Ma chi erano sti gatti? Chi erano sti gatti? Vediamo un contributo, vediamone uno. Cominciamo da Franco e Nini, famosi in tutto il mondo per il loro numero di attrazione internazionale delle vecchiette. Ecco, cari miei, si diventa vecchi, cari miei, e senza denti nella bocca. Le nostre 2 simpatiche vallotte, sempre eleganti e sempre belle. Così eleganti e così belle che le chiama mozzarelle. Basta con queste pagliacciate. Dove credete di essere? Alla fiera. Alla fiera dell'est, per 2 soldi, un topolino mio padre. Silenzio! Ma lei nel cane che si mangia. Per carità, che mi fate uscire di senno. E abbiamo l'uomo oggetto. Guardate signori, guardate il metatarso. Questo invece è un tarso intero. E poi guardate i muscoli guizzanti, scattanti, i famosi e squisiti muscoli alla marinara. Avanti signori, avanti per carità. Fate le prime offerte. Forza! Se l'auto non mi parte, prospettive incerte, tutta la famiglia. Allora,
abbiamo visto un esempio di comicità, siamo negli anni 70, qui abbiamo visto le cose degli anni 70. Semplice, efficace, senza volgarità. Ma soprattutto noi giocavamo sul calembour, sul nonsense, che però alternava, perché per esempio, vedi che eravamo molto avanti, l'uomo oggetto. Già. E pensa che noi all'epoca abbiamo scritto una canzone che si intitolava La leggenda della donna inventata dall'uomo, che è la canzone che è stata adottata all'epoca come canzone di lotta da un gruppo di femministe. Ti parlo di 50 e oltre anni fa. Siamo praticamente avanti, ma troppo avanti forse. Siamo ancora avanti adesso. Futuristici, direi futuristici. Franco, il rapporto con gli altri, a parte che tu sei stato il primo a scrivere il libro e quindi devono inseguire. Questo sarà la storia. Con gli altri, guarda, ai compleanni, alle Pasquette, qualche volta a Natale, ci incontriamo quasi sempre. C'è stata anche una bella riunione al compimento dei 70 anni di Jerry Calà in Arena a Verona, che eravamo in uscita dal periodo del Covid, per cui c'era un limite di 6.000 posti in Arena, che sono stati riempiti in 2 giorni, proprio esaurito, con tutti gli amici, noi come guest star, poi c'era Vandelli, c'era Cel Shapiro, Giola Cinquetti, Fausto Leali, gli amici che hanno festeggiato. Poi un'altra volta, 2 anni fa, con Umberto Smaila, sempre a Verona, al Teatro Romano, Smaila and Friends. Quindi noi ci riuniamo per le occasioni importanti. Anche qualche serata in giro l'abbiamo fatta, andare a disturbare, tipo la serata di Jerry, arrivavamo sul palco, lo disturbavamo e ha detto non vi chiamo più perché ogni volta che venite mi prendete in giro, basta. Insomma, la goliardia fa sempre... La sana goliardia, cioè quella con un nonsense molto, anche a volte complicate. C'erano delle battute che il pubblico non capiva per 3-4 anni, ma noi continuavamo. Quando finalmente il pubblico la capiva, la toglievamo. Allora, 2 riflessioni ancora, perché poi il tempo purtroppo ci insegue, ma potevamo andare... ma tu vai pure via, restiamo con va noi. bene, vi lascio. C'era Minà, mi ricordo che era terrorizzato quando arrivavamo negli studi. 2 cose. Una riguarda... l'altra tua vita, cioè quella di attore teatrale. Sì, che è sempre stata una vita anche precedente, che io ho cominciato a 17 anni a fare lavori teatrali, anche lavori importanti. Poi c'è stato il periodo dei gatti dai 20 anni fino ad esaurimento e poi sono tornato al teatro, che è stato, diciamo, il mio primo amore. Quindi e che cosa stai preparando? Beh, adesso sono stato in giro per 2 anni con Barbara D'Urso, con Taxi e 2 piazze. Adesso in gennaio riprendo un altro testo nuovo, C'eravamo tanto odiati, si chiama, con Pino Amendola, e porto in giro anche una serata, questo è importante, l'altro giorno abbiamo debuttato io e Nini Salerno, il mio ex collega dei Gatti, in una serata musicale in cui cantiamo un po' come Smaila, come Jerry fanno, però noi in 2, quindi in 2 per forza di cose viene fuori qualche stupidaggine, la diciamo per forza, però una serata canora, quindi in giro con tutte queste cose. Cioè, chissà, in giro qualche stupidaggine la porteremo. Ci penserà tempo, io volevo collegarmi a questo fatto, cioè l'esperienza del derby di Milano, che era una sorta di fucina dove si creavano talenti, dove Coghi Renato, Iannacci, Toffolo, Andreasi, c'era pure Califano, è arrivato, sì, e poi tutti a proposito di questo volevo chiedere a Baldo, ma è possibile, tu pensi che oggi si possa ricreare una sorta di laboratorio, tu che sei un manager, no? Ricreare un laboratorio per i nuovi talenti, per nuovi, non solo comici, ma personaggi dello spettacolo in genere? È possibile, con delle difficoltà diciamo attuali, però mai dire mai, secondo me. Tutto dipende da... Ma poi ha lanciato un'idea lui. L'idea, infatti ho detto mai dire mai. Dai, vengo qui in Sicilia a mettere in piedi una scuola di nuovi talenti. Potrebbe essere un'idea. L'idea è abbastanza interessante. Allora, ormai sono siciliano adottivo, adottato anzi. Cosa ti sposta? Niente. Cosa mi costa? Niente. Vengo qua, Sicilia è bellissima, si mangia bene, si sta bene. Siete anche simpatici. Lo porto in giro. Bene. Allora, ricordiamo l'appuntamento? Allora, il 27 alle ore 18 alla libreria Feltrinelli di Catania in via Etnea. In via Etnea 248. Presenterò questo liberculo. Guarda, eccolo qua. Cucù. È il libro sui gatti di Vicolo Miracoli. Ci saranno delle belle sorprese durante vari interventi. Non è che c'è magari qualche... Vari interventi particolari, insomma, suoi ovviamente, ma
riprese, Non lo so. dei spezzettoni di video, insomma, Non delle possiamo- cose. non possiamo Non però- dirò nient'altro, tutto il resto lo vedrete Non lo so direttamente neanche io sabato. cosa sta Benissimo. preparando. Grazie ancora a Franco Grazie a Pini, voi, grazie a Alberto tutti Pini. voi. Grazie a te, grazie Ricordate, chiedere chi erano i gatti di Vicolo Miracoli. Attenzione, non è un libro, è più di un libro. È una testimonianza. È una testimonianza. Grazie, fra poco saremo insieme con altri ospiti a Buongiorno Sicilia. Breve sosta con la pubblicità. Perfetto. Eccoci a Buongiorno Sicilia, stavolta per parlare di un nuovo modello di welfare per gli anziani nella nostra regione. Lo facciamo con Emiliano Abramo. Buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invito. Che è il presidente della comunità di Sant'Egidio di Catania. E proprio la comunità di Sant'Egidio a Catania, qualche giorno fa, il 23 se non ricordo male, ha voluto tenere un incontro per una ulteriore sensibilizzazione di quello che è un tema di grande attualità, un tema legato all'invecchiamento della popolazione, quindi c'è un problema demografico, ma soprattutto quella che è l'assistenza di questa popolazione over 65 che cresce con una certa velocità. Il tema è questo, grazie alla medicina, alla scienza, alla ricerca viviamo tutti di più, ma spesso gli anni che guadagniamo nella vita sono anche gli anni peggiori, gli anni vissuti magari in solitudine, con i figli lontani, in un RSA o anche senza figli perché ne facciamo sempre di meno. Allora dobbiamo immaginare un modo in cui poter vivere bene da anziani e questo è un problema che deve riguardare tutti gli anziani, ecco perché c'è bisogno di diritti e quindi di una legge. Ricordo a chi ci segue che la Sicilia è la seconda regione più anziana d'Italia e l'Italia è la seconda, alcuni dicono la terza regione più anziana al mondo. Quindi è un tema che ha una sua forza. Nel 2050, giusto i numeri a volte aiutano, il numero degli anziani nel mondo supererà quello dei bambini. Ma mentre c'è un UNICEF per i bambini, quindi c'è un pensiero, sugli anziani ancora non c'è nulla, ecco perché attivare un dialogo e un pensiero che diventi legge. C'è una legge nazionale che in Sicilia ancora non è stata, recepita in qualche modo, comunque non ci sono degli accorgimenti specifici per la nostra regione. Quali sono gli obiettivi in maniera marcata proprio per la nostra regione, se ci sono degli obiettivi per la nostra regione? C'è una legge nazionale, il presidente della commissione è stato proprio Monsignor Vincenzo Paglia che è venuto a Catania in questi giorni e effettivamente ancora nessuna regione lo ha recepita e quindi la Sicilia e poi dopo la Sicilia Campania, Lazio e Lombardia sono pronte a recepirla. Quali sono gli obiettivi? Innanzitutto limitare gli accessi ai pronto soccorso e le istituzionalizzazioni e i ricoveri e quindi aiutando gli anziani a rimanere a casa propria attraverso un sistema di assistenza domiciliare degli anziani, attraverso la telemedicina, ma anche attingendo magari al mondo dei NEET o dei disoccupati e quindi creare un sistema di caregiver capaci di accompagnare gli anziani a svolgere le loro mansioni, a ricoprire le loro esigenze, un sistema di rete sociale capace di non lasciare solo nessuno e in tutto questo limitare appunto la grande facilità con la quale gli anziani scivolano in istituto. Pochi giorni fa sono stato in un istituto proprio qui a Catania, mi ha colpito vedere un'anziana anche in salute dire io ho 5 figli. Eppure stava in istituto, nonostante fosse autosufficiente. E anche il pensiero che sento spesso dire ma io da anziano non voglio gravare sulla vita dei miei figli. Se ci pensiamo è un pensiero veramente disumano. E allora c'è bisogno di un cambio di passo vuol dire un pensiero nuovo, anche più umano, e quindi mettere in campo degli strumenti in un clima complicato, perché bisogna mettere insieme il sociale e il sanitario. A Catania, giorno 22, c'erano 80 primari,
c'era la politica, c'era il sistema della sanità pubblica e privata, e fa pensare che c'è una voglia, o quantomeno abbiamo registrato la voglia di essere convocati, e quindi siamo veramente soddisfatti e anche molto ottimisti sul portare a casa questa legge. C'è un problema anche legato alle spese, è inevitabile chiaramente che con l'invecchiamento della nostra società la spesa pensionistica crescerà, servono accorgimenti, servono diciamo delle riforme strutturali che permettano questa assistenza, grazie chiaramente ad un sistema che sia funzionante. Assolutamente sì, ecco perché bisogna maturare adesso un pensiero di fronte alla crescita del numero degli anziani e la decrescita del numero dei nuovi nati, insomma la famosità denatalità che stiamo vivendo, l'invecchiamento che continua. Ecco perché noi immaginiamo, fatti un po' di conti grazie all'ausilio delle università coinvolte, che questo sistema permetterà di risparmiare parecchio rispetto ai soldi che investiamo nel sistema sanitario. Mediamente un giorno di ricovero per anziani in una struttura sanitaria costa 1.600 euro ai contribuenti. Noi questi soldi vogliamo risparmiarli e reinvestirli dentro il sistema di questa assistenza sanitaria. Partiremo con le 9 province. Il sistema delle pensioni, l'INPS, è in forte crisi, abbiamo bisogno di nuovi giovani, ovvero forza lavoro. Non so se questo debba aprire nuovamente il pensiero su migranti sì, migranti no, sicuramente bisogna fare più figli perché il sistema non si regge e dobbiamo metterci a lavorare. Colpisce non in Sicilia, ma in Italia e secondo me largamente in Occidente, quanto questo tema non sia ancora trattato nonostante l'appuntamento del 2050 è molto vicino. Ma a che punto siamo poi nel concreto perché questa norma, perché questa legge in Sicilia diventi qualcosa di concreto? Ma intanto devo dire, per mettere a conoscenza chi ci ascolta, che c'è stato un atteggiamento veramente propositivo da parte del governo e quindi del presidente Schifani, che non era presente per il lutto del fratello purtroppo, del presidente dell'Assemblea regionale che ha recepito immediatamente l'invito e ha capito l'urgenza di questo lavoro, e dei parlamentari. Ieri ero a Palermo, circa già una trentina di parlamentari su 70 hanno già firmato il disegno di legge. Credo che aprendo una discussione abbiamo messo un'urgenza dove chiaramente chi ha senso di responsabilità, in questo caso le istituzioni, non solo esse ma anche gli addetti ai lavori, hanno risposto presente e questo ci dà molta fiducia. Abbiamo avviato un processo ma sono convinto che riusciremo a portarlo a termine perché il futuro, ci dicono i numeri, il futuro è anziano. Allora bisogna fare anche abbastanza presto. Prima di salutarci abbiamo ancora qualche minuto. L'attività della comunità di Sant'Egidio a Catania è una costante, è una certezza anche. Siete praticamente un rifugio in tutti i sensi, a 360 gradi, per quanti hanno bisogno. E io colgo subito l'assist, nel senso che la parola rifugio è importante. Siamo alla fine di settembre, noi stiamo cercando degli immobili anche da ristrutturare per collocare delle persone che non hanno un rifugio, ovvero un'abitazione, ne abbiamo già sistemati alcuni, però dobbiamo porci adesso a settembre l'emergenza abitativa, ovvero il mondo di chi vive in strada guardando un inverno che poi si affaccia. Non lo dobbiamo fare all'ultimo minuto. Stiamo provando a ragionare in questo senso e per me è anche un'occasione per ringraziare i tanti siciliani, i tanti catanesi che non guardano non solo a Sant'Egidio ma guardano anche chi si impegna attivamente nella città guardando i poveri come una nota eroica della propria vita, come un modo di stare insieme in un tempo che divide. Grazie a Emiliano Abramo per essere stato con noi questa mattina. Ricordiamo il Presidente della Comunità di Sant'Egidio, abbiamo parlato di nuovo welfare per gli anziani nella nostra regione. Speriamo magari di poterci incontrare entro la fine di questo ciclo di trasmissione di Buongiorno Sicilia per dire che sta per arrivare, è già arrivata, ci siamo quasi, siamo vicini al traguardo. È il salotto dove aggiornare i siciliani di quanto di bello effettivamente sta andando avanti, seguirà un iter, ma sono veramente lieto di dire che c'è molta voglia di stare insieme e di portare a casa questo risultato, è una bella consolazione. Grazie ancora, noi vediamo le previsioni meteo per la giornata di oggi e non solo, e poi saremo di nuovo insieme, andremo però in esterna, in collegamento, andremo a Scicli, la nostra Veronica Barbarino
vi incuriosirà sicuramente questa farmacia di cui parleremo. A fra pochissimo. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Un avvio della giornata di giovedì nel complesso di Screta sulla nostra penisola torneranno timide e schiarite, ma poi dal pomeriggio qualche fenomeno dapprima sulla Toscana e rilievi di nord-est e in serata il tempo si farà instabile sulle regioni centro-settentrionali. Ancora ampi spazi di cielo sereno invece al sud. Sulla Sicilia sarà un giovedì all'insegna del sole con venti in graduale attenuazione, mari infatti che risulteranno poco mossi e il clima gradevole con punte massime fino ai 26-27 gradi. Il tempo invece sarà variabile nel corso della giornata di venerdì con alternanza tra sole e nubi. Qualche fenomeno sparso poi dalla sera e nel corso della notte saranno possibili anche temporali sparsi. I venti saranno ancora una volta deboli con mari infatti poco mossi e temperature massime che non subiranno particolari variazioni. Per maggiori dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo. Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Adesso andiamo come anticipato a Scicli, siamo in provincia di Ragusa. La nostra Veronica Barbarino si trova nella storica farmacia di Montalbano. Dico bene? Buongiorno Veronica e al tuo ospite anche. Abbiamo qualche problema, sentiamo, ecco ti vediamo e ti sentiamo di nuovo forse, sì. Delle difficoltà stamattina con il collegamento con Veronica Barbarino. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, ci troviamo a Scicli, nel cuore del barocco. Ok, Scicli nel cuore del barocco. C'è un problema, evidentemente cerchiamo di perfezionare il collegamento con la nostra Veronica in attesa che dalla regia mi diano indicazioni su praticamente la fattibilità del nostro collegamento. In questo momento vedo che c'è qualcosa che adesso non ce l'abbiamo, sento soltanto la voce della Barbarino ma non sento altro. Allora se siete d'accordo nel frattempo, lo chiedo anche alla regia, direi di leggere qualche altro titolo di giornale, forse l'abbiamo recuperato. Veronica, speriamo bene, speriamo di averti adesso in collegamento, dai. Mi sentite adesso? Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. E la distanza è tanta, Allora, dicevo, ci troviamo qua in via Mormino Penna, che è il cuore barocco della città di Scicli, set di tantissime puntate di Montalbano, la fiction anche del giovane Montalbano e non solo, tantissimi film, e siamo all'interno di un palazzo del 1700 dove all'interno c'è questa farmacia che risale al 1902. Esatto. È un museo, il più piccolo museo del sud Italia, che fa parte di una rete di piccoli musei, e in Sicilia ce ne sono pochissimi, vero? Sì, ce ne sono 3-4, diciamo, di piccoli musei, tra cui noi. Con noi c'è Vincenzo Murragato, che è il presidente di Talent Scicli, che si occupa di raccontare la bellezza di questa farmacia e non solo, anche di altri monumenti, di bellezze di Scicli. Diciamo che abbiamo intrapreso la nostra avventura proprio con l'apertura dell'antica farmacia Cartia. Noi siamo nati nel 2014, pochi giorni dopo abbiamo aperto la farmacia grazie ad aprile e da allora ogni giorno ci curiamo di questo monumento storico, facendolo conoscere al mondo praticamente. Come abbiamo detto, qua all'interno sono state girate delle scene di Montalbano. Sì, qua siamo Scicli, diciamo, come dico sempre io a tutti, la capitale mondiale di Montalbano. Qua sono state girate varie scene del Montalbano classico, l'odore della notte, oppure del giovane Montalbano a Capodanno, come dicevi anche tu, i romanzi della vecchiata storica, della vecchiata ottocentesca, tra cui La stagione della caccia, in cui il protagonista è Francesco Sciamma, che era lo speziale, quindi questo è il luogo, la sua casa. Il suo laboratorio. E a proposito di laboratorio, qui all'interno, come potete vedere da queste immagini, ci sono tantissime bocce risalenti proprio all'inizio del Novecento, prima del Novecento, soprattutto la stragrande maggioranza, poi anche qualcuno degli anni 50 e 60. Perché la farmacia ha avuto varie fasi, quindi prima con Guglielmo Cartia che l'ha aperta, siamo nell'11 luglio del 1902, e poi con suo figlio Massimo. Adesso c'è Guglielmo, il nipote, Guglielmo Junior come chiamiamo noi, che ci ha concesso appunto quasi ormai 12 anni fa
di aprire, ci ha proposto di aprire questa farmacia e insieme l'abbiamo avviata. Ecco, che cosa c'è all'interno di tutte queste... Ci sono composti solidi e liquidi che poi lavorati in laboratorio da medicine vere e proprie. Poi qua abbiamo messo, posso aprire, ma no, sì, guardiamo dentro. Qui abbiamo preso un po' di cose che erano all'interno del laboratorio che si trova dietro la farmacia. Un po' di cose curiose, prima parlavamo con te del densimetro per misurare la densità del latte materno, che è una cosa molto curiosa. All'epoca con la malnutrizione corrente che c'era, non era scontato che il latte delle mamme fosse nutriente, questo serviva allo speziale, perché così il farmacista speziale, di misurare se era buono oppure no. Se non era abbastanza buono, si davano i biscotti al plasma, questo è degli anni 40, la scatoletta. Biscotti al plasma. Perché il plasma Veronica, volevo volevo chiedere al tuo ospite se insomma, in queste boccettine, dove ci sono chiaramente delle sostanze chimiche, i preparati diciamo galemici, no? Perché, chiedo scusa, in farmacia una volta il farmacista faceva questo, preparava le farmacie, le medicine. Si fanno ancora? La famiglia Cattia, la moderna farmacia, ancora adesso fa preparati galenici, naturalmente non in massa come prima, era completamente il mercato assorbito da preparati galenici, ma adesso ci sono ancora la famiglia Cattia, una delle pochissime famiglie a fare preparati galenici. Tra le cose curiose, sempre in questa vetrina, ad esempio, c'è una sputacchiera. Si dice, ma che poi te la prendo, la sputacchiera. Eccola qua. Questa è la sputacchiera. Prima parlavamo appunto dello speziale che dava le medicine, preparava le medicine. Fa un po' schifo, però all'epoca diciamo che per vedere che tipo di catarro c'è, diciamo, il cliente, il malato aveva, bisognava sputare qui, poi al microscopio lo speziale vedeva quale medicina preparare per il cliente, naturalmente. Questo è un piccolo dettaglio, una tante curiosità che abbiamo qui. Ma poi anche ci sono le aspirine. Io farei vedere questa boccetta di aspirina. Quelle degli anni 40, ancora con i caratteri neogotici tipici delle fine della Leverkusen, la Germania, quindi i caratteri neogotici tedeschi che il nazismo aveva recuperato dal 1200, sì. Poi abbiamo anche quelle degli anni 50 e 60, vari oggettini. Ma tra tutte queste c'è anche una sezione dedicata ai veleni. Sì. Ci sono delle immagini di questa vetrina. La vetrina dei veleni è una delle nostre particolarità, delle curiosità, e stile liberty con tutta la farmacia, oscurata per legge. All'epoca ci dava solo lo speziale e la chiave, era registrata alla locale stazione dei carabinieri. C'è scritto veleni per i pochi che sapevano leggere, c'è il teschio per i tanti che non sapevano leggere, ed è anche protagonista di Montalbano. Nel gioco di Montalbano, il secondo episodio della prima serie che si chiama Capodanno, tutto è incentrato, come direbbero gli americani, su un cold case per l'avvelenamento, e tutto è incentrato sulla vetrina dei veleni. C'è qualche pezzo particolare tra tutto quello che è esposto qua? C'è tante cose, sono i bilancini dei primi 1900, la cassa, il bilancio del noi. Ecco, questa è la cassa. Il registratore di cassa bellissimo degli anni 50. E abbiamo tante curiosità. C'è la radiolina, abbiamo trovato la radiolina che negli anni 50 metteva in sottofondo la musica qui, lo speziale, quindi è una cosa molto particolare, che non c'entra con la medicina, però fa parte del contesto di un mondo che non c'è più. Ci sono anche le siringhe. Le siringhe dentro, lo sterilizzatore classico che fino agli anni 70 i più grandi lo ricorderanno, si utilizzava, e varie altre cose, possiamo dire. Questo qui è molto curioso per dare da bere agli allettati, quelli che non potevano alzare il capo del cuscino, faceva questa diciamo, era chiusa a metà per non far bagnare addosso. Insomma, piccole cose rosse. E poi... Veronica, devo dire che stiamo scoprendo veramente un mondo questa mattina, ma c'è la possibilità diciamo, di visitare, come viene regolata questa, se c'è la possibilità di visitare questo museo? La farmacia è aperta ogni giorno, noi da marzo diciamo fino a novembre l'apriamo ogni giorno, mattina e pomeriggio, quindi è visitabile, c'è un biglietto, naturalmente è un museo, e si può vedere da solo facendo quello che siamo in una farmacia Liberty, il Liberty Tour, insieme a Palazzo Bonelli Patanè che si trova nelle vicinanze.
Torniamo di nuovo da Veronica per andare a chiudere il collegamento. Veronica. Sì. No, semplicemente un'ultima battuta, poi dobbiamo chiudere perché i tempi sono stretti. Ok, no niente, io volevo parlare un po' di questo stile Liberty all'interno di un palazzo invece del 1700, ma perché Sì. questi due stili che si... Beh, il palazzo del 1700 è il palazzo Spadaro, qui fino al 1985 era di proprietà della famiglia Spadaro, Maroni, poi il comune ha comprato il piano superiore e i vari bassi hanno tutti privati. Qui la famiglia Cattia vi ha traslocato la farmacia che era 20 metri più dietro nei passi di Palazzo Porcelli in Battaglia. Lì era in affitto, qui è diventato di proprietà, quindi si entra in un portale settecentesco, all'interno invece si è in un luogo novecentesco. Ed è bellissimo, io invito chi si trova da queste zone a passare perché ne vale la pena, ci sono tante altre curiosità. La cosa bella è che all'interno dell'Impoccia ancora appunto possiamo ritrovare I composti solidi e liquidi. i composti solidi e liquidi dell'epoca, sì, originali. Bene, grazie allora a Veronica Barbarino, al suo ospite, che ringraziamo per averci raccontato, averci descritto, averci fatto vedere. Ricordi no, perché non sono dei ricordi, perché nessuno di noi di fatto ha mai visto diciamo farmacie di questo tipo, però diciamo che il farmacista aveva questo grande compito tantissimi anni fa di mettere insieme diciamo le sostanze e poi fare le medicine, e qui c'è uno spaccato, una dimostrazione di come si lavorava nelle farmacie. Grazie a Vincenzo Barragatto, grazie presidente di Tanis Cicli. Noi ci fermiamo per poco, nel senso che vi facciamo vedere adesso, vi facciamo sentire anche quelle che sono le previsioni astrologiche per la giornata di oggi con Marco Amato, e poi torniamo di nuovo insieme, qualche altra curiosità dei giornali, e chiaramente andremo a chiudere il nostro Buongiorno Sicilia di oggi. Buongiorno ai 12. Oggi la luna è proprio pestifera, abbracciata a Marte in Scorpione, quadrata a Plutone, grida proprio vendetta. Cosa avrà da dire ai 12? Scopriamolo insieme. Ariete, poggiata proprio sul vostro Marte in guerra con Plutone, sembra proprio non starci. La vostra parte emotiva a determinate condizioni che vi sembrano soverchianti o ingiuste, e lotterete perché tutto questo possa cambiare. Toro, per voi inizia un'opposizione un pochino complicata. Marte e la Luna confabulano contro di voi in opposizione, ponendovi subito un ostacolo in quella nuova strada che avete scelto per evolvere lavorativamente e nella vostra vita. Quindi cercate di fare mente locale e soprattutto di non scoraggiarvi per nessun motivo. Gemelli, per voi è una giornata molto importante. La baruffa che vogliono provocare Marte e Luna in Scorpione non vi tocca e non vi riguarda, mentre invece altri pianeti benevoli stanno tutti collaborando per trasformare il vostro mondo. Quindi non crucciatevi se l'unica a non sorridervi è Venere, perché presto lo farà anche lei. Cancro, è una giornata veramente molto intensa oggi, proprio perché Marte e la Luna vogliono sobillarvi un po' e rendervi più attivi. Godrete infatti dell'appoggio di questi due pianeti che vi aiuteranno a trasformare qualcosa e anche a dare conferma o meno ad alcuni sospetti che nutrite. Vi ricordo che da bravi segni d'acqua il vostro intuito non fallisce mai. Leone, per voi la giornata oggi ha due quadrature, un'opposizione niente male, Marte e la Luna contro Plutone che vi attacca. Oggi dovrete fare fronte al parere discordante di una persona che palesa comunque una contrarietà contro di voi. Ve la saprete cavare in una maniera molto diplomatica. Vergine, per voi Venere e la Luna sembrano essere un connubio
pieno di energia, di forza, un cocktail assolutamente esplosivo che vi porta a trionfare e a prendere in mano la situazione lavorativa e portarla a compimento. Anche nelle passioni siete più sicuri e decisi. Bilancia, la vostra giornata oggi vede una serie di condizioni economiche da vedere, da trattare e soprattutto a cui fare fronte, proprio perché ci sono delle scadenze importanti e dovete organizzarvi come a voi piace fare. In amore ancora un po' di incomprensione. Scorpione, oggi siete protagonisti dello zodiaco con questa congiunzione di questa strana coppia Luna e Marte quadrata a Plutone, proprio col vostro pianeta. Avete fretta di cambiare, di trasformarvi, vi sentite comunque pronti di nuovo ad una nuova vita e forse non state attenzionando il circostante, che invece potrebbe riservare delle sorprese se non aprite bene gli occhi. Sagittario, per voi la giornata oggi è un po' pensierosa, come se un retropensiero vi fermasse, qualcosa che non vi torna e sulla quale volete un po' indagare. Capricorno, per voi Marte, la Luna e Plutone sono invece un vantaggio, proprio perché vi danno un cocktail di energia positiva, attiva soprattutto e tesa e protesa alla costruzione, regalandovi anche passione, anche perché Venere è in Trigono e vi fa i suoi favori. Acquario, è una giornata assolutamente piacevole questa, se non fosse per quel Marte e quella Luna che tendono a mettervi davanti un ostacolo importante, qualcosa di non previsto, qualcosa che vi sfugge, qualcosa a cui dovrete fare fronte in una maniera intelligente e geniale e ancora una volta riuscirete a divincolare. Pesci, per voi Marte e Luna invece sono vantaggiosi perché sono propulsivi in questo momento della vostra vita e non solo spingono voi ad agire di più, ma vi danno anche il carisma, con Saturno, di essere anche fautori di cambiamenti di squadra, di gruppo e al lavoro sarete più carismatici che mai. Siamo di nuovo insieme, allora adesso una breve curiosità dai quotidiani di oggi, siamo sul Giornale. L'ultima follia di ChatGPT, adesso può denunciarti. Ghiglia, che è il garante della privacy, dice: i nostri dati vengono letti e analizzati, da ogni frase può nascere un fascicolo. Vediamo un po' l'ultima novità di inquietante e concretizza i peggiori timori del controllo sociale attraverso le nuove tecnologie sulle nostre vite. L'intelligenza artificiale può infatti denunciare un cittadino alle autorità, arrivando a filtrare, analizzare e, se necessario, segnalare le conversazioni private. Questo vi volevo regalare in chiusura del nostro appuntamento di oggi. Buongiorno Sicilia, come sempre torna domani. Grazie per averci seguito, a tutti voi l'augurio di una buona giornata.